Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Walt con i capelli così e io sono Walt. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, Venezia-Napoli. Allora, partendo dal presupposto che dopo Empoli e Spezia, io quest'anno credevo già di averle viste tutte, ho detto però, fai vedere che non le ho viste tutte tranne una. Fortunatamente, contro una squadra che ha messo in difficoltà l'Inter l'altra settimana, tra 2 settimane fa, anzi perché c'è stata la pausa, che sta vincendo addirittura con l'Inter, poi l'hanno ripresa, grandissima partita del Venezia. Oggi ragazzi abbiamo giocato solo noi, ma nel primo tempo eravamo veramente sterili, ma sterili in una maniera vergognosa ragazzi, non riusciamo a fare un tiro in porta pericoloso, infatti vi dico la verità, a fine primo tempo io ho detto eccola, ecco lì che è fatta la frittata. E poi però rispetto alle altre partite c'è questo signore qua. C'è questo signore qua, c'è Vittorio Giacomo Simone. Osimhen o io. Fa la differenza. Fa la differenza perché quello là non è un gol banale. Fa la differenza perché il gioco del Napoli con Osimhen è diverso. È diverso. Abbiamo 10 alternative. Poi, ovvio, con una squadra che si chiude così tanto, fino a quando non segni, non lo puoi sfruttare in velocità. Ma oggi Osimhen stava ovunque. Stava ovunque. E si vede quando gioca Osimhen e quando non gioca Osimhen. Anche se migliore in campo Stanislav Lobototka, come lo chiamo io, Lobototka, perché è un robot oramai è un robot. Lobotka è un giocatore clamoroso per quello che deve fare là in mezzo al campo, ragazzi. Oggi ha sbagliato un pallone, in 90 minuti un pallone ha sbagliato. Eh, Prende, ti cambia il gioco, quello stop che ha fatto, ragazzi, clamoroso. Tecnicamente Lobotka è cresciuto un sacco, ma si vede anche che ha fiducia in se stesso. Oggi molti mi sono piaciuti, altri no. Elmas, per esempio, quando è entrato non mi è piaciuto. Insigne comunque bel lavoro di sacrificio, ma in fase di costruzione. Gne, sono contento del Petagna che abbia segnato quando è entrato. Là c'era veramente da buttare il pallone dentro e basta. Ma oggi i 3 punti erano fondamentali. Perde l'Inter e perde l'Atalanta. E guarda, ma credi nello scudetto? Io nello scudetto non ci ho mai creduto, nel senso non è che per me l'obiettivo del Napoli è lo scudetto dove si è arrivati settimi e quinti negli ultimi 2 anni. Quindi no. L'unica cosa in cui credo io è che se stiamo là a un punto, ok, l'Inter c'ha una partita in meno e stiamo a pari punti col Milan, ma stiamo lì a un punto. Settimana prossima, tra parentesi, c'è Napoli-Inter che lì si vedranno molte cose. Là è un bel esame di maturità. Ma capite bene che comunque fino a quando stai là dici cazzo però sto là, a febbraio sto là, giochiamo, giochiamo, vediamo come va, vediamo come va. Detto ciò ragazzi, applausi per tutti, soprattutto per la difesa, perché chi si sarebbe mai aspettato inizio anno un Rachmani Juan Jesus scoppia di difesa così? Non mi pare poi sinceramente che a gennaio abbiamo sofferto chissà quanto la Coppa d'Africa, c'è anche da dire che Osimhen è tornato prima, però non mi pare che abbiamo molto di più subito quando ci mancavano 8 giocatori a dicembre, credo che veramente questa è una stagione stranissima, non si capisce più niente e niente, si vedrà alla prossima giornata cosa succederà, fate sapere se voi firmereste per un pareggio, anche se stai al Maradona, in teoria devi provare a vincere, fatemi sapere. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Incrociamo le dita, ragazzi, veramente. Incrociamo le dita, mi sto cagando sotto. Bella.